Il massimo della goduria, raggiungere il risultato al 96esimo, 9 contro 11, dopo essere stati sotto per 2 reti, dovendo anche subire l'onta dell'arbitro che praticamente ha estratto il cartellino a raffica, cercando di falcidiare il Cagliari, riuscendovi anche, mantenendo e spezzando quindi la Roma in vantaggio quando ormai si era in pieno recupero. La partita che il Cagliari ha vinto contro la Roma è la partita del cuore, la partita della grande volontà e soprattutto la partita di Marco Sau, del suo ritorno, in modo roboante, in modo netto, in modo chiaro, l'iniezione che ci voleva per Sau dopo un lungo digiuno, dopo le diverse traversie che ha superato. È lui che ha portato il Cagliari al 2-2, è lui che ha regalato alla squadra, che ha regalato al pubblico la gioia di agganciare la Roma per l'ingiustizia che si stava materializzando nel campo di gioco. Un Cagliari che era entrato in campo con una brutta botta, l'infortunio di Pavoletti e quindi il dover schierare Cerri fin dall'inizio, una botta che si è aggiunta all'assenza di Barella. In effetti la squadra è stata timorosa nella prima parte del match, con la Roma che ha realizzato il gol con Cristante ma ha controllato anche senza particolare pericolosità. Sfortunato l'11 rossoblù poi in occasione della punizione di Kolarov, perché la punizione era di seconda, se la palla fosse entrata senza la deviazione di Cerri sarebbe stata semplice rimessa dal fondo e invece è diventato determinante il tocco in barriera dell'attaccante. Quindi 2-0, nel secondo tempo la volontà del Cagliari, il desiderio di riagguantare il risultato, con uno João Pedro straordinario che è andato a prendere la palla dappertutto nel campo, a giocare a tutto campo, facendo il regista della squadra, facendo non solamente quindi il trequartista ma proprio il playmaker al posto di Bradarić, e nel finale anche Cigarini a dare supporto a questo centrocampo. Il gol di Ionizza a 6 dalla fine ha rinvigorito la squadra rossoblù e messo paura alla Roma. A quel punto chi ha tentato di tenere la Roma lontana dal Cagliari è stato l'arbitro Mazzoleni. Non sarà un caso, ma il Cagliari in 17 partite di Serie A con questo direttore di gara ha vinto una sola volta. Non può essere una proporzione che può essere giustificata nell'ambito del nostro campionato. Il gol di Sau è arrivato 9 contro 11 nell'ultimo respiro, una corsa verso la porta, a puntare Olsen, a piazzare il pallone e a far esplodere la Sardegna Arena. Una giornata che non si dimenticherà, questa sarà una di quelle giornate che rimarranno nella storia del Cagliari.